Pace a tutti, benvenuti. Siete pronti per il nostro culto, adorarti? Amen? Siete pronti per il nostro culto, adorarti? Amen? Ci possiamo alzare in piedi per riverenza al nostro Signore, per fare una preghiera, per cominciare questo culto? Io non so come sia stata la tua settimana, sono sicuro che la mia è stata più leggera della tua, perché da quando ho cambiato lavoro la mia settimana è sempre più leggera di quella degli altri. Ma sono anche sicuro che questa sera tu possa lasciare un po' di questo peso, perché Gesù verrà incontro a te questa sera, attraverso le lodi che canteremo, attraverso la parola che sentiremo. Tu potrai sentire Gesù venirti incontro, quindi io ti invito a lasciare tutti i pensieri che ti hanno assillato questa settimana, tutte le frustrazioni, tutti i problemi accantonati, o ancora meglio, lanciali verso Gesù. La Bibbia ci dice: gettate le vostre afflizioni contro Gesù. E io ti invito questa sera a fare questo, a lasciare tutto alle spalle, a lanciare tutto contro di Lui, perché Lui è colui che può prendere questo caos e trasformarlo in miracolo. Questa sera sono sicuro che Dio parlerà con tutti quanti noi. Sono sicuro che Dio parlerà con tutti quanti noi, e quindi io ti invito a pregare insieme a me in questo momento e a chiedere a Gesù di cominciare a presentarsi in questo posto, che le lodi che sentiremo, che tutto ciò che sentiremo oggi possano contribuire affinché quando noi usciremo di qua saremo diversi da come siamo entrati. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, siamo qua, Signore, riuniti questa sera per adorarti, Signore. Abbiamo intitolato, Padre, questo culto adorarti, perché noi veramente ti vogliamo adorare, Signore, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, Signore. Vogliamo portare a te un nostro culto razionale, Padre, e pieno di fede. E ti chiediamo, Dio, di scendere su di noi con il tuo spirito, di scendere su di noi con la tua gloria, con la tua presenza, Padre. Che ogni lode che sentiremo possa essere piena di te, Padre. Saremo noi quei sacerdoti, Signore, che faremo alzare a te questa fiamma di adorazione questa sera. Nel nome di Gesù, Signore, riempici con la tua gloria, riempici con il tuo spirito, Signore, e fai sì che la parola che questa sera sarà ministrata ai nostri cuori possa essere una parola di trasformazione, possa essere una parola di cambiamento, una parola di rinnovamento nelle nostre vite. Che tutti quanti noi possiamo uscire di qua diversi, possiamo uscire di qua consapevoli della nostra missione su questa terra e consapevoli che noi siamo tuoi figli, che noi siamo figli di Dio. Nel nome di Gesù, Padre, benedici questa chiesa, benedici questo culto. Amen. Alleluia. Tu puoi fare un applauso al Signore? Alleluia. Santo Spirito. Alleluia. Tu puoi dire alla tua mente di questo momento di calmarti. Calmati, mente. In questo momento noi adoreremo il nostro Padre. E ogni cosa che c'è nella tua mente in questo momento che ti impedisce di fare questo, la mandi via in questo momento. Signore, che ogni mente in questo momento, Padre, possa calmarsi per adorare il tuo nome. È ciò che noi siamo venuti a fare, Padre. È ciò che noi siamo venuti a fare. È ciò che noi siamo venuti a fare, Padre. Alleluia, adoriamo. Dichiari così. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Ti diamo libertà, che scenda il tuo spirito. Riempi questo luogo, riempi questo luogo, riempi questa casa. Ti diamo libertà,
Vieni, fai ciò che nessun uomo può. Vieni, fai ciò che non ho visto mai. Vieni, ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci. Vieni, fai ciò che nessun uomo può. Vieni, fai ciò che non ho visto mai. Compi ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci. Dichiariamo così. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Ti diamo libertà, ti diamo libertà. Che scenda il tuo spirito. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Ti diamo libertà. Che scenda il tuo spirito. Vieni, fai ciò che nessun uomo può. Vieni, fai ciò che non ho visto mai. Compi ciò. Ravvivaci, ravvivaci. Vieni, fai ciò che nessun uomo può. Vieni, fai ciò. Compi ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci. Tu dichiarerai che sia oggi, che sia adesso. Tu dichiarerai forte che sia oggi, che sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito. La terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. La terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vieni, vogliamo vedere il cielo qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco nei
fogo nei occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Puoi dichiarare hai fuoco negli occhi, hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare su. Signore, noi sappiamo che l'amore di tanti si raffredderà alla fine dei tempi, Padre. Ma che non sia il nostro, Signore, che non sia il nostro, che non sia quello di questa Chiesa, Signore. Che
che il nostro amore per te non venga a raffreddarsi, Signore, che il nostro amore per la tua presenza, che il nostro amore per di stare alla tua presenza non venga a raffreddarti, Signore. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, che tu sia la nostra guida in ogni momento. Que sia hoje, Senhor, que sia hoje que venga o foco comente a bruciare dentro de nós. Que sia hoje que a tua presença comente a riaccendere, Senhor, dentro de nós, Senhor. Que sia hoje, Senhor, se il mio cuore è lontano, Padre, se la mia vita è lontana, Signore, se la tua presenza, Signore, io la sento lontana, Signore. Spirito, che sia hoje. Que sia hoje, Padre, que sia hoje que a tua presença venga inundare la nostra vita. La terra chiama per la tua presenza, la terra chiama per la tua presenza. Yeshua. Santo, 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 Santo. Alleluia. Tu puoi dire gloria, alleluia. Tu puoi alzare la tua voce e dire gloria, alleluia. Gloria, gloria a colui che ha vinto, gloria. Tu regni per sempre, tu regni per sempre. Gloria, noi siamo qui per adorarti, gloria, 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 gloria e alleluia. Gloria, alleluia. Gloria, 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 gloria. Cantiamo gloria, cantiamo gloria, cantiamo gloria, cantiamo gloria, cantiamo gloria. Cantiamo gloria, gloria, gloria e alleluia. Loderemo insieme per sempre. Gloria, gloria, gloria,
Chiesa sorgerà. E felice canterà. Una lode per te. Cantiamo gloria. Gloria e alleluia. Loderemo insieme per sempre. Posso immaginare Come sarà? come sarà. Gloria e alleluia. Gloria e alleluia. Posso immaginare come sarà. Gloria e alleluia. Gloria e insieme per sempre. Spirito Santo, e noi vediamo l'ora di vederti. Stai sentendo questa presenza di Dio che c'è in mezzo a noi questa sera? Sei riuscito a dimenticarti di quello che ti sta intorno, dalla persona che c'è al tuo lato, dai problemi che ti stanno accerchiando, e a concentrarti su Dio, e sei riuscito a sentire questa presenza, questo Spirito di Dio qua questa sera. Se è stato così, io sono sicuro che sei pronto per ricevere la parola di Dio. Ma se non è stato così, io ti invito, abbiamo un'altra lode da ascoltare prima della parola, e io ti invito a dare tutto te stesso a Dio in questa lode, affinché la parola che Dio ha preparato questa sera possa essere seminata in te. Sai, Dio mi sta parlando una cosa, mi ha parlato una cosa in questi ultimi giorni, in questa settimana, che tante volte veniamo in chiesa, sentiamo una parola e la prima cosa che pensiamo è: caspita, questa è proprio la parola che il mio fratello aveva bisogno di sentire.
Caspita, questa è proprio la parola che quella persona che so che è in quel peccato aveva bisogno di sentire. Quando invece piuttosto dovremmo concentrarci che quella parola Dio la sta dando a noi, non la sta dando al nostro fratello, non la sta dando alla nostra sorella, non la sta dando alla persona che sappiamo che è in peccato, ma la sta dando a noi. Io voglio invitarti, adesso faremo una preghiera per le decime, per le offerte, perché c'è un clima di adorazione, non voglio romperlo dando avvisi in questo momento. Faremo una preghiera per le decime, per le offerte, offerteremo, canteremo un'altra lode, poi sentiremo la parola. E durante questa lode io voglio invitarti, chiudi i tuoi occhi, chiudi le tue orecchie, dimentica di tutto ciò che c'è intorno a te e concentrati solo sul nostro Dio. Amen. Preghiamo insieme per le decime, per le offerte. Tu che hai portato questa sera la tua offerta, Signore, puoi alzare la tua mano in segno di fede e pregare insieme a me. Padre, in questo momento porto a te la mia decima, porto a te la mia offerta, Signore. Io so che questo è il meglio che oggi posso darti, questo è ciò che oggi voglio darti, Signore, perché tu ami quando io ti do con gioia. Ti chiedo, Signore, di riceverlo e che questo possa essere usato al meglio per la tua opera e per il tuo regno su questa terra. Nel nome di Gesù. Amen. Passeranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu mio Dio mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che il meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia. Le parole basteranno per esprimerti gratitudine. Questo canto mio, Questo canto mio certo finirà, mentre tu mio Dio mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te,
più canti saprà che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprà che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Devi temere più, vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un'alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che è meglio da offrire ad un re. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Ti invito a cantare o l'anima mia, un'anima non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, l'anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh l'anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh l'anima mia, oh l'anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un'alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che è meglio da offrire ad un re. È un cuore che canta alleluia, Ti invito a sederti in questo momento.
Tu hai già salutato il tuo fratello oggi? Non vai uscire dal tuo posto a salutare, vero Luciano? Allora, uscite dal vostro posto, andate a salutare tutti. C'è anche Giordano, hai dato un abbraccio a Giordano, c'è anche Leo. Come si chiama il tuo amico, Leo? Vinicius, c'è Vinicius. Andate a salutare tutte queste persone che stanno visitando oggi. Dai, uscite dai vostri posti. Dai Mari! Dai Mari! Amém? Potete tornare ai vostri posti. Amém? Bem, ti invito ad aprire la tua Bibbia in Genesi capitolo 2, versetto 7. Io predicherò finché non arriva la Gabi. A prenderla? Perché la Gabi deve cantare una canzone, quindi finché non arriva la Gabi io dovrò stare qua. Allora, Genesi capitolo 2, versetto 7. Dice così la parola di Dio. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Qui parla della creazione dell'uomo. Qui parla di come Dio ci ha fatti. E l'incredibile è che non è un materiale prezioso, vero? È la polvere della terra. Incredibile che non è un materiale che è pregiato, ma la polvere della terra. Oggi noi, quando vediamo il polvere in casa, le spassiamo subito veloci. È vero? Pensare che siamo state create da quel polvere lì. Allora, mercoledì io avevo questa parola nel mio cuore e tramite la sorella Marinei lei ha confermato. Ha detto così, a volte Dio ci fa passare per situazioni perché vuole cambiarci. A volte Dio ci fa passare per difficoltà, per tempesta perché vuole cambiarci. E Dio mi aveva dato questa parola e ha detto, Signore, è questa parola che tu vuoi. Io scrivo a volte parole che Dio mi dà e la tengo qua. E a volte quando vado a predicare chiedo confermazione da Dio, che parola vuoi, Signore? E questa Dio me l'ha data. E quindi è la parola giusta. Quanti già sentito parlare qua di temperamenti? Quanti hanno già sentito parlare di temperamenti? Esistono 4 tipi di temperamenti: melancolico, fleumático,
sanguigno e colerico. Chi è un colerico qua? Amen. Questi 4 temperamenti, non voglio predicare su di questo, ma voglio dire che da quando noi siamo diventati pastori, io ho cominciato a studiare un po' di personalità, c'è un libro che ho letto che si chiama Temperamenti Trasformati, che è molto bello. E questo libro mi ha fatto capire tanto, perché a volte noi ci tendiamo a avvicinarsi alle persone, soltanto a persone che hanno lo stesso carattere nostro, pensano nel nostro stesso modo, è vero? Cioè, mi trovo molto bene perché questa persona pensa allo stesso modo, però noi siamo un corpo di Cristo, quindi dobbiamo capirci. E a volte una persona che ha un temperamento diverso dal mio può pensare in modo diverso dal mio, può agire in modo diverso dal mio, e che non posso capire. Ma attraverso questo studio, questa lettura, ho cominciato un po' a vedere delle persone e a capire un po' le persone. Esistono persone sanguigne, esistono persone coleriche, esistono persone fleumatiche, esistono persone melancoliche. Allora le persone coleriche, una del peggior difetto è l'ira, che si ira facilmente. Ho visto delle persone, sono io. Il sanguigno è una persona che prende decisioni molto velocemente. Non pensa alle decisioni, pensa e basta. Fai e basta. Poi c'è quel melancolico che dice non sono capace, non ce la faccio, oh povero me. E poi c'è il fleumatico è molto lento, calmo, tranquillo. Conoscete qualcuno di fleumatico in questa chiesa? Bene. E nella Bibbia ci sono molti personaggi che hanno questo temperamento. Se noi parliamo di una persona che era colerica, noi parliamo di Paolo. Paolo, prima di essere trasformato da Dio, aveva un temperamento colerico. Questo temperamento che ho detto i difetti sono prima di essere trasformati da Dio. Dopo che siamo trasformati, noi lottiamo contro le nostre peggiori debolezze. E Paolo era uno che uccideva persone, uccideva i cristiani, lui perseguitava i cristiani, lui vedeva e voleva uccidere. Il suo compito più grande era fare questo. Ma un giorno lui ha incontrato Dio, e dopo questo incontro con Dio lui ha cominciato a fare quello che lui meno voleva, mettersi al posto di quei cristiani che venivano uccisi. E Paolo è stato così trasformato da Dio che per lui morire o vivere era un guadagno. Morire era un guadagno perché lui andava al cielo, quindi lui era totalmente disposto a morire per Cristo. Un Paolo trasformato parla di un Paolo diverso, parla di un Paolo che usa i suoi doni, usa questo impeto, questa forza che c'ha dentro per predicare il Vangelo. Non importa qualsiasi tempesta si alzava, qualsiasi problema si alzava, qualsiasi difficoltà si alzava, Paolo era ancora di piedi. Paolo entrava e usciva dalle prigioni, e Paolo usciva dalle prigioni e andava a predicare nello stesso giorno. Questo stesso Paolo che ha dovuto mangiare le sue parole, che prima di essere trasformati dallo Spirito Santo, che prima di avere un incontro con Dio, perseguitava, adesso era disposto ad essere perseguitato. Aveva avuto un temperamento trasformato. Quindi una persona che ha l'ira, una persona che noi vediamo e dice questa persona non sarà mai trasformata. Esistono tanti famosi persone che avevano questo temperamento, tipo Hitler, tipo tutti quelli che volevano uccidere persone, perché questo è un temperamento molto forte. Ma un temperamento colérico trasformato dello Spirito Santo può essere usato, può essere un combattente, può venire la tempesta, può venire pioggia, può venire prigione, perché queste persone sono mosse dalle difficoltà.
Un altro personaggio che c'è nella Bibbia che noi possiamo vedere è Mosè. Mosè era un melancolico. È arrivato lì. Mosè era un melancolico. Mosè era una persona che, quando Dio l'ha chiamato, diceva: io non sono nessuno, ti ricordi? Io non sono nessuno, chi sono io? Oh, povero me, non so neanche parlare bene. Come faccio a prendere questo popolo? Ma un Mosè, dopo aver avuto un incontro con Dio, dopo aver ascoltato la voce di Dio, un Mosè trasformato, ha preso migliaia di persone e è andato in un deserto. Il Mosè che prima non era nessuno, dopo l'incontro con Dio, è stato così trasformato che ha avuto il coraggio di prendere migliaia di persone e andare in un deserto. Ha avuto il coraggio di andare in un deserto. Allora tu pensi: io da sola ci vado. Ma tu immagini se tu prendi tutta questa chiesa, sono pochi in confronto dalle tantissime persone che lui ha portato nel deserto. Cioè lui doveva avere una fiducia così grande per correre questo rischio. Il Mosè di prima era un Mosè lamentoso, era un Mosè che non ce la faceva, ma il Mosè dopo di questo era un Mosè che aveva il coraggio di prendere un posizionamento e prendere tutte queste persone e portarle in un deserto. Nel deserto non c'è niente. Questo era un Mosè trasformato. Dopo noi vediamo un sanguigno si vede subito nella Bibbia chi è il sanguigno. Chi è il sanguigno secondo voi? Chi è? Pietro. Pietro è il sanguigno. Pietro diceva una cosa qua, no, Gesù non ci tradisco, dopo mezz'ora, dopo un tempino, era lì che diceva che non conosceva Gesù. Pietro prima faceva e dopo chiedeva. Questo è il sanguigno, prima della conversione, vero? Pietro prima faceva e dopo chiedeva, prendeva decisioni, poi si pentiva, andava da una parte. E quindi quando tu capisci questo temperamento di una persona, tu dici, tu cominci a parlare in modo, guarda, cioè, pensaci bene prima di prendere una decisione. Tu cominci a parlare così quando tu capisci quando a persona ha il temperamento sanguigno. E mi fa morire da ridere quando Pietro là nel monte ha detto a Gesù, vuoi che noi facciamo 3 tende qua? Cioè, in un discorso così, perché lui era uno che voleva agire, che voleva fare, è il momento adesso, voglio fare. Ma la cosa bella è che Gesù non aveva chiamato Pietro per essere un costruttore. Gesù aveva chiamato Pietro per essere un pescatore di anime. E in quel momento era totalmente fuori della sua zona. Ma Pietro era un sanguigno, quindi voleva parlare. Immagina il momento e Pietro che alza la mano e dice: possiamo costruire 4 tende? Non c'entra niente con il discorso, però io voglio parlare. E i sanguigni sono così, prima fanno e dopo chiedono. E poi c'è il fleumatico noi troviamo nella Bibbia, è un Abramo. I fleumatici hanno la difficoltà di muoversi. E cosa ha fatto Abramo? Dopo aver ascoltato la voce del Signore, è uscito dalla sua terra e è andato a un luogo che non sapeva neanche dove era. È andato in un posto che non sapeva neanche dove era. Allora, che cosa ha fatto con che questi uomini vivessero una vita così straordinaria? Che cosa ha fatto con che questi uomini fossero così trasformati da Dio, trasformati nel loro temperamento? Se hoje noi diamo tante scuse, perché io sono fatta così. Cosa ha fatto con che questi uomini guadagnassero così tanta forza? Dio. È una cosa banale. Non è una cosa banale. Non sto dicendo una cosa banale questa sera. Io sto dicendo che tante delle volte noi diciamo: io sono fatta così, non ce la farò a cambiare, non ce la farò a fare, non ce la farò ad agire, perché il mio carattere è così, non ci riesco a... Io sono una persona che
non ci riesco a prendere posizionamento come leader, perché io non sono nessuno. Mosè è riuscito perché aveva Dio, e ha ascoltato la voce di Dio, e ha proseguito perché la voce di Dio era con lui. Paolo ha proseguito perché la voce di Dio era con lui. Pietro ha proseguito perché la voce di Dio era con lui. E Abramo ha proseguito perché la voce di Dio era con lui. Io vorrei che tu aprissi Salmo 37, versetto 5. Sai perché tante volte succedono cose strane nella nostra vita? Sai perché tante volte succedono caos nella nostra vita? Sai perché tante volte noi non ci riusciamo ad avere una direzione? Sai perché tante volte noi camminiamo e non arriviamo da nessuna parte? Perché noi riponiamo la nostra fiducia in qualcosa che non è Dio. Noi possiamo muoversi soltanto quando noi ascoltiamo la voce del nostro Creatore. Soltanto chi conosce cosa ha creato può guidare. E il Salmo 139 dice che il Signore ci conosce dal profondo. Il Signore sa chi noi siamo. Il Signore ci conosce ogni pezzo di nostro essere. E soltanto Dio può guidarci. E soltanto colui che ha creato l'uomo che può guidarci. Eu vedo tanta persona vivendo il caos, eu vedo tanta persona disperata, eu vedo tanta persona che dicono, cioè, non so come fare. Eu me sinto vuoto. Um dia uma pessoa me disse, eu me sinto vuoto. Um dia uma pessoa me disse que eu ho bisogno di amici, mi ha detto, io ho bisogno di amici. Ha detto, io ho bisogno di mi sentirmi pieno, perché io lutto contro la depressione tutta la mia vita. E sono stufo di lottare contro questa cosa, sono stufo di sentirmi vuoto. E non c'ho neanche un amico, non c'è una persona che mi avvicina, non c'è nessuno che mi stenda la mano. Eu ho detto, anche se tu avessi 100 amici oggi, anche se tutta questa chiesa fosse i tuoi amici, tu si sentiresti vuoto lo stesso. Perché tu ti stai cercando di riempirti di qualcosa che non ti riempirà mai. Tu ti stai cercando di riempire la tua anima di qualcosa che non ti riempirà mai. Soltanto Dio è capace di colmare il vuoto che c'è dentro l'uomo. Perché Dio è il nostro architetto. Dio ci ha fatto. Dio ci ha modellato, Dio ci conosce le nostre strutture, Dio conosce il nostro carattere, Dio conosce come facciamo, Dio conosce come agiamo, Dio conosce i nostri difetti, ma Dio ci dice lo stesso, alzati che io voglio usarti, ma tu cominci a dire, Signore, io non ce la faccio, io non so, io non posso, Signore, che cosa diranno di me, che cosa penseranno di me, cosa faranno di me. Se tu pensi a questi uomini, tu dirai, loro avevano tutte le scuse del mondo, come noi abbiamo tutte le scuse del mondo, ma il Signore dice, io ti conosco, io posso cambiare ogni paura, io posso cambiare ogni tristezza in gioia, io posso colmare ogni vuoto che c'è nel tuo cuore, io posso trasformare la tua vita e tu non ti sentirai mai più da solo. Mosè, tu non ti sentirai mai più da solo. Ah, Signore, ma io ero così cattivo nel mondo, che chi mi crederà? Io ero così sbagliato. Signore, io non ci riesco, Signore. Io non ci riesco ad andare contro il mio temperamento, Signore, ho paura del mio temperamento. Ho paura di come agire, ho paura, Signore, di come fare. Signore, ho paura, Signore, di essere usato da te e dopo, Signore, fare delle cose sbagliate. Il Signore ti dice così, hai un incontro con me. Riponi la tua fiducia in me, riponi tutto ciò che tu hai in me.
Confida em Lui e Ele agirá. Confida in Lui e Ele agirà. Salmo 37, versetto 5. Come accettare essere guidati? Sai una delle cose che non ci fa accettare di essere guidati da Dio? L'orgoglio. Il nostro orgoglio ci fa non accettare di essere guidati da Dio. Perché il nostro io so fare, io so come agire, io sono nato così, io sono fatta così, io agisco così. Ci allontana dalla presenza del Signore. L'orgoglio uccide tanto di noi. Noi dobbiamo, è qualcosa che noi dobbiamo proprio pregare e affrontare questo. A volte l'orgoglio distrugge i matrimoni. L'orgoglio distrugge la nostra comunione. L'orgoglio distrugge la nostra pace. L'orgoglio distrugge ciò che Dio ha creato in noi. L'orgoglio distrugge e allontana la presenza di Dio della nostra vita. L'orgoglio di dire io ho sbagliato. Se vai ricordarti Davide è arrivato a Dio e ha detto: Dio, io ho sbagliato, Dio, io ho sbagliato, Dio. E l'orgoglio. Sto parlando di qualcuno che era molto orgogliosa, molto orgogliosa. Ma Dio sa come agire. Dio sa come trasformare l'uomo. Dio sa come cambiare l'uomo. Dio sa cosa ha preparato per te. Metti la tua mano nella mano del Signore e dici: fai ciò che vuoi da me. È svuotarsi di te stesso e dire: Signore, io non ho più la guida della mia vita. Signore, io non ho più il controllo della mia vita. E per tanti di noi fare questo è difficile. Per tanti di noi dare il controllo a Dio è difficile. Ma è una parola che Dio mi ha dato questi giorni: è: Dio è nel controllo di tutto. Dio non perde mai il controllo. Se c'è una tempesta, Dio è nel controllo della tempesta. Se c'è una situazione difficile, Dio è nel controllo della situazione difficile. Dio non perde mai il controllo. E è una parola che mi sta accarezzando l'anima questi giorni. Mi sta bruciando l'anima, mi sta facendo una coccola nella mia anima. Perché quando io penso: Signore, sono difficoltà di qua, ci sono difficoltà di là, Signore, questo succede, Dio dice: io sono nel controllo, non ho mai perso il controllo. Dio non ha mai perso il controllo della tua vita. Dio non ha perso il controllo della situazione. Dio non ha mai perso il controllo di quello che sta succedendo. Quando noi pensiamo che Dio ha perso il controllo, noi mettiamo Dio in una scatolina e diciamo: Dio, tu non sei capace. Ma Dio non è mai perso il controllo. Anche se la situazione è disperante, Dio non ha perso il controllo. Anche se la situazione non c'è uscita, Dio non ha perso il controllo. Perché Dio è l'architetto della tua vita. Colui che ha creato la tua vita e ti conosce al minimo dettaglio. Tu puoi correre da una parte, tu puoi correre da un'altra parte, tu puoi cercare di riempirti di qualsiasi cosa, ma l'unico che è capace di sanare tutte le tue difficoltà, sanare tutte le tue domande, cambiare e trasformare il tuo carattere, il tuo temperamento è Dio. Perché è l'unico che ha la chiave, perché è l'unico che ti ha creato. È l'unico. Esistono tempeste che vengono per cambiarci. Ha detto la Marinei, come quella di? Esistono difficoltà che vengono per cambiarci e rifarci di nuovo, A volte siamo accomodati nel nostro io so. Io non faccio perché io non posso, io non faccio perché... E viene Dio e ti mette in mezzo a una tempesta. E ti mette in mezzo a un mare di difficoltà. E se c'è qualcosa che
che noi possiamo e dobbiamo chiedere a Dio è: Signore, vuoi che la tua tempesta passi più velocemente? Ti insegno il segreto. Dice al Signore così: se c'è qualcosa che devo imparare, Signore, fammi capire subito. Insegnami a capire, Signore, cos'è che tu mi stai insegnando. Perché il popolo è camminato nel deserto per 40 anni. Perché? Perché? Perché non imparavano. Perché agora un cuore duro. Perché qualsiasi cosa succedeva andava ad adorare altri Dio. Qualsiasi cosa succedeva nella sua vita andava ad adorare altri Dio, a cercare soluzioni altrove. Se era stato Dio che gli aveva tolto dal deserto e Dio aveva dato una guida. Dio è la nostra guida. E quando noi cominciamo a capire che Dio è la nostra guida, e quando noi cominciamo a capire che Dio è il nostro Signore, e quando noi cominciamo a capire che noi non siamo nessuno davanti a un Dio così grande, perché la parola di Dio dice che dalla poveri siamo nati e dalla poveri torneremo. Ma questo non è un'umiliazione per noi. Non è un'umiliazione per noi. Non è un'umiliazione per noi. È per dire che noi siamo piccoli, ma Dio è grande. Dio ha fatto cose grandi da niente, dalla polvere. Tu spazzi la polvere fuori nella tua casa, o tu lasci la polvere lì, tu lo metti via, lo butti via. Che cosa ha fatto Dio con la polvere? Gira teu fratello e dice: tu sei polvere, tu sei fatto della polvere. Eu penso che Dio stava dicendo così, guarda. Eu penso che Dio stava dicendo così in questo momento. Non esiste situazioni, non esiste cose piccole, non esiste cose banali. Io posso fare grandi tutte le cose. Io posso fare grandi tutte le cose. Dio, quando ha creato l'uomo dal polvere della terra, ha detto: per te non è niente, per te è polvere, ma io posso usare queste cose piccole per fare cose grandi. Per te forse quello che tu ce l'hai non è niente. Quello che tu puoi offrire, forse tu pensi di non avere niente. Tu pensi di non dare niente. Ma Dio dice: riponi la tua fiducia in me. Riponi la tua fiducia in me. Io farò di questa cosa piccola che tu c'hai cose grandi. Cose grandi. Cose grandi. Allora una domanda: tu vorresti vivere una vita straordinaria, guidata dallo Spirito Santo, guidata da Dio, trasformando vita, pieno dello Spirito Santo, non sentirti mai solo, sentirti il fuoco che brucia, sentire dire: Gesù torna presto, perché è questo che noi dobbiamo fare oggi. Torna presto Gesù, torna presto Gesù, torna presto, perché io non vedo l'ora di vederti. È questo che noi dobbiamo fare oggi. O tu vai vedere una vita medíocre, lamentandosi e dicendo: io vorrei tante cose ma non posso, il mio atteggiamento mi allontana da Dio. Cos'è che tu vorresti? Vivere una vita straordinaria? Ma vita straordinaria non vuol dire che tu non passerai per niente, perché noi abbiamo visto Paolo che ha passato. Non vuol dire che tu non passerai per tempesta, perché noi abbiamo tanti nella Bibbia che hanno passato. Ma oggi io e te siamo qua che diciamo: wow, io vorrei essere un Paolo. Hoje nós siamo qua e diciamo: uau, eu vorrei essere un Mosè. Oh, uau, eu vorrei essere un Pietro. Oh, uau, eu vorrei essere un Abiamo. Eu vorrei muovermi. Ma quante volte il Signore ci dice: muoviti, e noi ti diciamo: Signore, io non ce la faccio, perché prima devi dirmi l'ora che arriverò, l'aereo che prenderò, cosa troverò lì, come sarà lì. Se no non mi muovo. Il Signore dice: riponi la tua fiducia nel Signore questa sera. Riponi la tua fiducia nel Signore, Lui prenderà cura della tua vita. Forse il caos che stai vivendo è perché tu c'hai il controllo oggi. Il caos che sta vivendo
le domande che si stai chiedendo, la tristezza che stai sentendo è perché tu hai il controllo della tua vita. Ma Dio è nel controllo. Riponi la tua fiducia in Dio questa sera. Alleluia. La gabbia è arrivata. Amen. Lo Spirito Santo ti invita questa sera a dire una cosa. Lo Spirito Santo ti invita ad ascoltare la voce di Dio e seguire la sua direzione. Lo Spirito Santo non ti invita ad essere paurosi. Lo Spirito Santo non ti invita a mettere scuse. Lo Spirito Santo dice di dire oggi: parla che tuo servo ascolta. Lo Spirito Santo dice che tu devi dare la tua guida, la tua vita a Lui. Lo Spirito Santo dice che tu ti sentirai vuoto e lontano, tu ti sentirai senza un'anima pesante finché lo Spirito Santo, finché il tuo architetto non sarà la guida della tua vita. Lo Spirito Santo ti invita a alzarti come un leone, a dire alla tua mente di tirare la tua mente, a dire le bugie che Satana sta raccontando nella tua mente, a dire ciò che ti sta allontanando dalla presenza di Dio, di zittire. Lo Spirito Santo sta dicendo che non c'è niente più importante oggi come oggi che la comunione con lo Spirito Santo. Non c'è niente più importante oggi che stare nella presenza del Padre. Non c'è niente più importante che amare Dio su ogni cosa. Non c'è niente più importante. E noi ci stiamo dando l'importanza a tutte le altre voci tramite quella dello Spirito Santo. Diamo l'importanza a tutte le altre voci tranne quella dello Spirito Santo. Il Spirito Santo sta urlando. E il mondo, io dico che Satana sta bramando. Noi sentiamo che Satana sta bramando in questi ultimi giorni. Noi sentiamo che Satana sta cercando di raccogliere più vite possibili, di allontanare più vite possibili, ma lo Spirito Santo dice a te di parlare con Lui, di dire: parla che il tuo servo ascolta. Parla che il tuo servo ascolta, che la direzione che Dio ti darà, tu non ti sentirai mai più senza una guida. Lo Spirito Santo ti invita a dire: guidami, perché io mi fido di te. Lo Spirito Santo dice che tu devi perdere la paura, perdere la disperazione, perdere la sofferenza. Lo Spirito Santo può fare questo per te. Io ti invito ad alzare in piedi in questo momento. E sai che l'unico modo, Enrico ha parlato all'inizio qua, l'unico modo di avere una chiesa perfetta, esiste un modo di avere una chiesa perfetta. Esiste un modo di avere una chiesa perfetta. La chiesa perfetta non esiste, ma esisterebbe un modo di avere una chiesa perfetta. Sai qual è? Quella di guardare dentro noi stessi, quella di guardare ognuno di noi, i nostri sbagli, le nostre mancanze perante Dio e di chiedere a Dio di cambiarci. Quella di guardare in mezzo alla tempesta e chiedere al Signore: Signore, cosa vuoi che io faccia? Cosa vuoi insegnarmi? Se tutti noi oggi ci domandassimo a noi stessi: Signore, cosa devo cambiare in me? Se tutti noi oggi facessimo questo e seguissimo la direzione che Dio ci dà, noi avremo una chiesa perfetta. Altrimenti non avremo una chiesa perfetta, perché noi siamo imperfetti. Ma il Signore ci invita, anche imperfetti, anche se noi non sentiamo niente, Dio dice: io faccio cose grandi nella tua vita.
Il Spirito Santo ci invita ad essere guidati da Lui, ad essere trasformati da Lui. Padre, em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo de Deus, Senhor, perdoa nossa debolezza, Padre, perdoa le nostre mancanze, Senhor, perdoa, Senhor, tutte le nostre scuse che noi mettiamo davanti a Te. Senhor, perdona se noi mettiamo i nostri temperamenti, diciamo che noi non possiamo fare la Tua opera, non possiamo fare ciò che Tu l'hai comandato perché noi abbiamo questo e questo e questo. Senhor, perdonaci, Signore. Hoje nós vogliamo riporre la nostra fiducia in Te. Hoje nós vogliamo riporre la nostra fiducia in Te, Signore. E vogliamo essere guidati dal Tuo Spirito Santo. E vogliamo essere guidati da Te. E vogliamo essere trasformati, Signore. Signore, trasforma i nostri temperamenti. Trasforma, Signore. Trasforma, Signore. Trasforma, Padre. Trasforma, Padre, perché noi vogliamo fare cose grandi per Te. Spirito Santo, ciò che ci allontana dalla Tua presenza, ciò che ci allontana dalla Tua presenza, Signore, che noi possiamo essere capaci di capire cos'è, che noi possiamo essere capaci cosa il Signore vuole insegnarci, Signore, perché Tu sei il nostro architetto, Tu sei il nostro creatore, Tu sei colui che ci conosce, Tu sei colui che può trasformarti, Tu sei colui, Signore, che può cambiare il Tuo progetto, può cambiare il nostro temperamento, il nostro carattere, Padre. Signore, togli il nostro orgoglio, Signore. Rompi il nostro orgoglio, Padre. Rompi il nostro orgoglio, Padre. E se c'è qualcuno questa sera, Padre, che non riesce ad andare avanti perché il suo orgoglio è troppo grande, Padre, venga a rompere, Signore. Così come il Signore ha rotto il mio, Padre. Signore, in nome di Gesù, Padre. Signore, noi dichiariamo una chiesa guarita da Te, una chiesa trasformata, una chiesa guarita e trasformata dal Tuo Spirito Santo. In nome di Gesù, Padre. Sono tua, oh, oh, oh.
sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare. Tu puoi alzare le tue mani al cielo e dire guidami. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Ancora una volta guidami. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Tu puoi sentire lo Spirito Santo di Dio qui. Io non sono arrivata qui all'inizio del culto, ma appena ho messo piede qua, io già sento lo Spirito di Dio che si muove qua. Io sento lo Spirito di guarigione, lo Spirito di miracoli, lo Spirito che può farti camminare sulle acque, lo Spirito che ti porta oltre i tuoi limiti. E io non so come tu sei venuto qua, io non so come stai vivendo la tua vita, ma io so che tu non sperimenterai il 100% di Dio nella tua vita finché tu non darai il 100% della tua vita a Dio. Io so che tu non vivrai il soprannaturale di Dio finché tu non darai il tuo 100%. Io so che se tu vuoi camminare sulle acque questa sera, tu devi dare il primo passo, il resto lo farà Dio. Tu darai il primo passo e comincerai a camminare. E non importa se sarai lì per affondare, perché Lui sarà pronto con le mani per sostenerti. Lui sarà pronto per guidarti, ma il primo passo di fede spetta a te. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, ti do. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove. Tu puoi dichiarare dimmi dove vuoi che vada, io andrò. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede,
se cresce il mare, soltanto in te confiderò, perché sei, io sono, e al tuo nome, e al tuo nome chiamerò. Solo la Chiesa, sentiamo solo le voci. E oltre le onde guarderò, se cresce soltanto in te confiderò, perché sei e sono tua. Io voglio invitare tutti coloro che credono che per loro questo culto ancora non è finito a venire qua davanti. Se tu senti che questa parola di questa sera, che la gloria di Dio, la presenza di Dio è in questo luogo, se tu veramente pensi che hai bisogno di questa trasformazione, di questo cambiamento che è stato predicato questa sera, se pensi che Dio ha ancora qualcosa da fare in te questa sera, io voglio invitarti a venire qua davanti. Non c'è nulla di cui vergognarsi, non c'entra niente dire io sono un operaio, io ho questo incarico, io questo, non c'entra niente. È proprio in queste persone che Dio vuole lavorare. Non c'è vergogna nel dire io sono uscito la settimana scorsa o io non sono mai uscito, non c'entra niente. È in tutti noi che Dio vuole lavorare e ci vuole trasformare di giorno in giorno. Se tu senti che per te questo culto non è finito, vieni qua davanti che pregheremo per te. porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore, e io vedo te, e io vedo te.
io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Io vivo una nuova canzone che mi porta nella tua direzione, che mi fa vedere l'amore e io vedo te, e io vedo te. Sono nato loco di cui vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che vuole stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Hai parole di vita. Hai parole di vita. Io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Non c'è un altro luogo che io voglio stare, perché solo tu hai parole di vita. Di vita, riempimi, riempimi, riempimi,
fino a traboccare. Oh, scendi la tua gloria, oh scendi la tua gloria, fino a traboccare. Oh scendi la tua gloria, oh scendi la tua gloria, riempimi fino a traboccare. Oh scendi la tua gloria, oh scendi la tua gloria, riempimi fino a traboccare. Oh scendi la tua gloria, oh scendi la tua gloria. Ora eu te dou, Jesus, lindo, lindo, lindo é Jesus, lindo. Glória, Jesus. Sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Santo, con gli angeli segnando che te ad una sola
Possiamo fare un applauso a Dio. Forse era meglio dare gli avvisi prima. Voglio invitare qua la cooperatrice Sonia, leader dei giovani, che darà un avviso ai giovani della Chiesa. Pace a tutti. Allora, come vedete da... Oh, è gigantesco. Va bene lo stesso. Domani ci sarà il nostro incontro dei giovani, no? Chiamiamo questa cellula crescendo in questo periodo, e faremo qualcosa di nuovo che non abbiamo mai fatto prima. Si chiama studio induttivo. E sabato scorso, anzi domenica scorsa, quando ho preparato con la persona che guiderà questo studio, sono uscita veramente stupita, sbalordita da quanto si può andare in profondità nella parola di Dio, e quindi sono convinta che questo è quello che i giovani hanno bisogno in questo momento, di aprire la Bibbia e di scavare, di investigare quello che Dio ha per noi e poi di metterlo in pratica. Quindi questo è quello che domani cercheremo di fare. Saremo qui dalle 11 di mattina, faremo una colazione insieme, staremo un po' insieme e poi dopo studieremo la Bibbia in questo modo diverso, non l'abbiamo mai usato, e quindi se avete un po' di curiosità venite. Amen. Chiedo anche alla Melia di presentare i teens di domani, visto che sei qua. Pace a tutti. Domani abbiamo il nostro incontro non con i teens ma con i genitori dei teens, quindi sarà via Zoom, quindi non dovete venire da nessuna parte, sarà molto comodo per voi, sarà alle ore 16. Vi invito veramente di partecipare su Zoom perché abbiamo un po' di cose da parlare, quindi ecco, vogliamo che tutti voi facciate parte a questo incontro in cui parleremo di tante cose, in cui avremo anche la possibilità di migliorare certe cose. Amen? Amen. Chiedo anche a Sandro di venire qua a presentare l'incontro degli uomini di giovedì. Non c'ho voglia di parlare. Amen. Giovedì ci troveremo a casa del nostro fratello Marcos a Cologna Veneta, perché abbiamo già fatto un incontro qui in centro, adesso ci spostiamo verso Cologna Veneta e poi la prossima giovedì andremo verso il lago per tutti gli uomini che saranno del lago. Così dividiamo le tre cose per essere più uniti, fare dei gruppetti più piccoli e per essere più uniti, per fare delle cose molto più particolari tra di noi, perché si senta di più quello che stiamo facendo. E portiamo questa parola che abbiamo appena fatto questo giovedì di fare qualcosa per noi, per avere un rapporto più intimo con Dio e di cosa portare. È molto bello perché abbiamo già cominciato, abbiamo già dato delle disponibilità di cosa fare di più per noi come uomini, come padri di famiglia, come ragazzi, come amici, come tutto. È veramente molto interessante la proposta che abbiamo portato con Enrico e sta facendo già una bella cosa con quelli che abbiamo già fatto. E così coinvolgeremo tutti quelli della Chiesa in tutti quanti i nostri dipartimenti e gloria a Dio, venite, siate presenti che veramente Dio farà grandi cose nel nostro gruppo. Amen.
Amen. Ci sarà Marco, spero. Ci sarai? Giovedì? Speriamo. Tuo fratello, se no veniamo a suonarti. Junior ci sarà? Zona Verona. Abiti lontano, no? Ti passiamo a prendere. Ci sarà Eto, anche se non lo sa, ci sarà. Amen. Mercoledì il nostro culto ricarica alle ore 8, alle ore 6:30 la preghiera sarà gridata dagli uomini, quindi tutti gli uomini sono invitati, tutti quelli che non sono uomini sono invitati anche loro a venire alla nostra preghiera della chiesa alle 6:30. Ci stiamo in piedi, facciamo la benedizione finale. No, non facciamo la benedizione finale, ci sono i compleanni. Chi ha compiuto gli anni questa settimana? A parte la Maria? Nessuno? Allora chiamiamola Maria. Si può? Ah, Maria, vieni. Vieni col papà. Quanti anni compi oggi? 6 anni compie oggi. Allora facciamo questa preghiera finale, pregando anche per Maria, per i suoi 6 anni, che possa essere un anno benedetto da Gesù. Ok? Amen. Signore Gesù, in questo momento vogliamo pregarti, Signore, per Maria, Padre. Vogliamo pregarti per questa tua figlia, Signore, che oggi è qua nella tua casa, Signore, a portare tanta allegria in mezzo a noi. Io ti chiedo che questo nuovo anno possa essere un anno pieno di benedizioni, pieno di gioia, pieno di felicità, quella felicità che lei sa trasmettere intorno a sé, che anche lei possa viverla pieno, Padre. Nel nome di Gesù benedici Maria e questi suoi 6 anni. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a me, tanti auguri a te. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Che Dio benedica la tua settimana, che Dio benedica la tua casa, la tua famiglia, che possa essere una settimana piena di pace e di realizzazioni in Cristo. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi e ci trasformi di gloria in gloria ogni giorno della nostra vita. E insieme possiamo dire Amen. C'è da mangiare, non andate via, c'è da mangiare.